Amici di Sportisili, ben trovati a questo primo appuntamento stagionale con Pillole di Sessa, il nuovo format, il format di Sportisili che parla di calciomercato che naturalmente riguarda tutte le squadre siciliane. Naturalmente vi ricordo di seguire i nostri profili social, le nostre pagine social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, naturalmente di seguirci sul nostro canale YouTube e di seguire il nostro sito www.sportisili.it, dove potrete trovare tutte le ultime novità sullo sport siciliano a 360 gradi. Naturalmente, come prima puntata della stagione, c'è tanta carne al fuoco e vedremo di soddisfare i palati fini di tutte le tifoserie siciliane, a partire in questo caso dal Catania, che in qualche maniera oggi ha dato un segnale importante del progetto tecnico che è diciamo in gioco, con tante conferme del blocco della squadra dello scorso anno, ma c'è tanto mercato in entrata da andare a vedere, e anche qualche movimento in uscita. Insieme a questo, naturalmente, anche il Trapani, che in queste ultime ore ha annunciato di presentare domande di ripescaggio per quanto riguarda la Serie C. Vedremo e approfondiremo anche questa notizia, ma anche in questo caso c'è tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato. Poi il ritiro del Palermo, che è già iniziato da qualche giorno, e come sapete la nostra redazione, la redazione di Sportisi, li sta seguendo sul posto. Il ritiro del Palermo, che è seguito tramite Sportisili Away, grazie alle sapienti mani e alle capacità di Francesco Cammuca e Chiara Ferrara, che stanno seguendo sul posto il ritiro. E poi in ultimo anche il Messina che è partita un po' in ritardo per quanto riguarda il proprio progetto tecnico, ma che oggi, anzi ieri, ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo Domenico Roma. E in questo caso il calciomercato per quanto riguarda i giallorossi non è ancora cominciato, ma siamo sicuri che qualcosa già bolle in pentola, e vedremo anche in questo caso di che cosa si tratta. Prima di cominciare, un ringraziamento a Francesco Cammuca, che è dall'altra parte dello schermo, anche se a diverse centinaia di chilometri di distanza, che segue dalla regia la trasmissione. E direi di cominciare la nostra disquisizione, diciamo, questa nostra discussione sul calciomercato, partendo appunto da Catania. Catania che, come vi dicevo, in queste ore ha cominciato a creare quello che sarà il gruppo della prossima stagione di Serie C 2023-2024, un Catania certamente ambizioso pur da neopromosso, e che sta cercando in primis di confermare quelle che sono state alcune delle pedine fondamentali dell'ultima stagione, che ha visto i rosso-azzurri in qualche maniera dominare il campionato di Serie D. Uno su tutti, naturalmente, parte appunto dalla conferma dei calciatori che l'anno scorso hanno guidato questa squadra, e proprio in merito il Catania ha ufficializzato 8 rinnovi di questi pilastri dell'ultima stagione degli Etnei, andando a vedere anche nel nostro sito www.sportisili.it. Potete vedere come il Catania ha annunciato la conferma di 8 elementi, nell'ordine i difensori Castellini, Lorenzini e Rapisarda, e anche Michele Somma, il centrocampista Giuseppe Rizzo, e i 3 attaccanti Giuseppe De Luca, Giuseppe Giovinco e Manuel Sarao. Potete vedere anche in grafica quelle che sono le ultime sul mercato in entrata del Catania, che andremo a vedere tra poco. Ma concentrandoci su queste conferme, tanti sono gli elementi centrali dello scorsa stagione. Basti pensare a giocatori pur giovani come Alessio Castellini, che l'anno scorso si è dimostrato veramente molto importante anche nell'equilibrio tra under e over della Serie D, e che tornerà utile anche in funzione delle liste della Serie C, affiancato invece a 3 importanti giocatori anche per la categoria della Serie C, quali per esempio Francesco Rapisarda e Michele Somma, che tra l'altro ha nell'arco di 12 mesi centrato
una promozione tramite playoff con il Palermo e una promozione tramite promozione diretta grazie alla vittoria di Serie D proprio col Catania. Quindi diciamo che in questo momento Somma è in una diciamo, andamento positivo della sua carriera in Sicilia. Però ci sono anche elementi quali Giuseppe Rizzo, Giuseppe De Luca o lo stesso Manuel Sarao che effettivamente hanno dato un contributo molto importante alla cavalcata della Serie D del Catania. Ricordiamo un Catania che è arrivato con 31 punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice, quindi segno di un dominio incontrastato, incontrastabile. Ma tra queste conferme c'è un nome, quello di Giuseppe Giovinco, che tra l'altro conosce molto bene la categoria, avendola giocata per diversi anni, l'ultima esperienza con il Taranto. Giuseppe Giovinco l'anno scorso non ha trovato lo spazio che si pensava e quindi si ipotizzava che fosse tra i giocatori che non sarebbe stato confermato per la prossima stagione. Invece il Catania ha rinnovato momentaneamente il contratto a Giuseppe Giovinco. È possibile, probabile che il giocatore vada in ritiro a Zafferana. Ricordiamo il ritiro partita tra pochi giorni, il 22 il 22 luglio. È possibile che il giocatore parta per il ritiro, ma è altrettanto probabile che, visto la mancanza di consenso da parte del nuovo allenatore Luca Tabbiani per quanto riguarda la presenza di Giovinco in rosa, è possibile che appunto il giocatore possa essere messo sul mercato. In quest'ottica naturalmente la società si sta muovendo non solo per costruire una rosa competitiva, ma anche per trovare i tasselli adeguati al nuovo mister Luca Tabbiani. Luca Tabbiani che potrebbe avere già in ritiro il centrocampista Michele Rocca, che ha avuto grandi esperienze sia a Foggia che a Novara. L'ultima esperienza una doppia annata con il Novara, sfiorando anche la promozione, visto che il Novara ha giocato i playoff. È un centrocampista che ha più di 160 presenze tra Serie C e Serie B, quindi un uomo di grande esperienza per la categoria. Ma il Catania si sta muovendo su tutti i fronti per trovare i rinforzi adeguati per la Serie C. Tra questi, per esempio, ci potrebbe essere Roberto Pirrello, ex Pordenone, svincolato da poco causa fallimento pilotato, possiamo dire così, del Pordenone verso la Serie D. Pirrello ha ottenuto il regime di svincolo da parte della FIGC e potrebbe essere un nome spendibile per la difesa etnea. Ricordiamo che tra l'altro Pirrello ha già lavorato ai tempi dei Trapani con l'attuale direttore sportivo del Catania, Laneri. Ma non è l'unico svincolato che il Catania avrebbe puntato. Ci sono nomi di spessore quale Andrea Del Rico, Luca Calapai, Cosimo Chiricò e Daniele Altobelli, svincolati rispettivamente da Bari, Crotone e Juve Stabia, così come l'ex Bari Ruben Botta potrebbe essere un profilo interessante e spendibile per quanto riguarda il Catania. Piccola parentesi, perché naturalmente l'uso di ingaggiare i giocatori svincolati per i tifosi spesso è motivo di discussione. In realtà in Serie C comunemente capita che i giocatori arrivino da svincolati con rescissione di contratto, quindi in realtà il Catania si sta adeguando un pochino a quello che è il mood di questa categoria. Sono comunque giocatori che hanno un grande curriculum per la categoria e di conseguenza sta cercando di opzionare quelli che sono i profili migliori e naturalmente che sono intenzionati a venire a Catania. Non solo svincolati, due nomi di spicco, in questo caso sempre per la categoria, sono Daniele Franco dell'Avellino e Salvatore Caturano del Potenza, che potrebbero tornare utili soprattutto nell'ottica di un 4-3-3 che ha bisogno di determinate pedine per quanto riguarda il gioco di Tabbiani. Una chiosa va fatta su due possibili ritorni per gli etnei, due giovani che hanno
veramente molto ben figurato negli ultimi mesi di campionato dello scorso anno. Uno di questi è Marco Chiarella. Marco Chiarella è del Pescara, è di proprietà del Pescara, è un giovane che si è messo in luce segnando diverse reti e al netto di qualche infortunio divenendo un uomo imprescindibile per il gioco allora del tecnico Giovanni Ferraro, e che ha sempre in qualche maniera espresso la volontà di rimanere a vestire la casacca rossa-azzurra. Ebbene, di qualche ora fa l'ultima notizia riguarda appunto il calciatore Chiarella, che il Pescara starebbe tentando col Catania una mediazione per riportare Chiarella al Catania. La volontà del giocatore è ferma, vuole vestire la maglia rossa-azzurra, in questo caso si cercherà la formula più adatta per soddisfare sia le esigenze del Pescara sia le esigenze del calciatore, ma tutto lascia presagire che Chiarella possa vestire la maglia del Catania. Discorso diverso invece per quanto riguarda Vitale. Vitale è un calciatore della Sampdoria che, come saprete, è retrocessa in Serie B pur con diverse difficoltà economiche alle spalle. Il profilo interessa a diverse squadre di Serie C, interessava nei mesi scorsi anche a qualche formazione di Serie B. Bisognerà capire anche in questo caso se la volontà del calciatore sia effettivamente quella di vestire ancora la maglia etnea oppure quella di vestire la maglia Sampdoria e giocarsi le proprie chance da qualche altra parte. Come vi abbiamo detto, non solo mercato in entrata, Giovinco potrebbe lasciare il Catania, ma ci sono altri due giocatori che non sono stati confermati. Uno è Gianluca Litteri, che lo scorso anno, a differenza di Giovinco, che è rimasto fuori per scelta tecnica, è invece rimasto fuori appunto Litteri per infortunio, diversi mesi, quasi tutta la stagione in realtà praticamente fermo per infortunio, e quindi non sarà confermato per il prossimo anno, potrebbe avere delle richieste anche in Serie D, anche da qualche squadra siciliana. E soprattutto Francesco Lodi, il capitano, la bandiera, colui che ha guidato gli etnei dalla Serie A fino alla Serie D. Ebbene, Ciccio Lodi non farà parte, almeno così sembra, della prossima rosa del Catania. Per lui ci potrebbe essere un posto in società nel prossimo staff tecnico del nuovo allenatore Luca Dabbiani. Questa è ancora una posizione da sviluppare nei prossimi giorni, nelle prossime ore sicuramente ci sarà qualche evoluzione in più dal punto di vista di Lodi per un ruolo extracampo. Ultimo tassello che poi ci ricollega alla prossima pagina è la posizione di Marco Palermo che anch'esso non è stato confermato dal Catania per la prossima stagione. Il giocatore è stato decisivo con alcune sue reti in vittorie chiave per la promozione del Catania. Il Catania ha fatto evidentemente in questo momento altre valutazioni, quindi il calciatore in questo momento è svincolato, e tra le squadre che potrebbero essere interessate al calciatore, al centrocampista di originario appunto di Catania, c'è il Trapani, che è il prossimo capitolo di questa puntata di Pillola di Sessa, perché cerca appunto un centrocampista che possa andare a rinforzare l'organico di mister Alfio Torrisi. Nel frattempo vediamo alcuni commenti che sono vengono tutti da tifosi del Palermo. Giovanni Farone chiede di Insigne, arriveremo anche a parlare di Insigne, e da questo punto di vista il Palermo potrebbe darci qualche, diciamo, interessante novità nelle prossime ore. Però concentriamoci adesso sul Trapani che nelle ultime ore ha ufficializzato la sua candidatura ai ripescaggi per la Serie C. Trapani che certamente ha una proprietà attualmente molto ambiziosa e che vorrebbe sin da subito interessarsi per la serie professionista, per la Serie C. Il Trapani lavora appunto per il ripescaggio, ha pubblicato oggi pomeriggio un comunicato
successivamente alla notizia che il Nardò invece non presenterà candidatura per questo ripescaggio, si legge dalla nota che entro il termine previsto del prossimo 18 luglio il Trapani, in effetti, ecco, potete vedere anche in grafica, il Trapani FC presenterà domanda di ripescaggio per il campionato di Lega Pro 2023-2024 entro il termine previsto del 18 luglio. La società, che conta su una determinata solidità finanziaria, è in grado di rispettare tutti i parametri previsti dalla Federcalcio. Questo perché naturalmente c'è una graduatoria che viene stilata ogni anno, e il Trapani in questo momento non ha un favorevole posizione dal punto di vista della graduatoria, ma ci potrebbero essere diverse squadre che stanno abbandonando l'idea di un ripescaggio, e di conseguenza questo potrebbe favorire una risalita in questa particolare graduatoria, appunto del Trapani. Attualmente in vantaggio però sembrano due squadre campane per l'eventuale ripescaggio, ovvero la Cavese e la Casertana. Naturalmente anche qui ci sarà da valutare se i parametri, tutti i parametri verranno rispettati da queste squadre, perché non c'è solo la graduatoria, c'è anche ci sono anche gli impianti, ci sono anche tutta una serie di parametri economici che dovranno essere rispettati dalle squadre che vorranno essere ripescate. Ma torniamo al tema caldo, quello del calciomercato. Come saprete, noi di questo parliamo e trattiamo in questa trasmissione, quindi ci concentriamo sul calciomercato, perché lo show, in qualche maniera, in conferenza stampa di Valerio Antonini, neo presidente del Trapani Calcio e Basket, ha portato alla luce diversi nomi interessanti per quelli che saranno per quello che sarà la prossima stagione del Trapani. In conferenza stampa il presidente ha fatto diversi nomi. Lui stesso ha confermato l'arrivo, e se dovrebbe esserci adesso la grafica per quanto riguarda il calciomercato, appunto, Andrea Cocco, che potete vedere appunto in fotografia, sarà uno dei colpi, diciamo, di grido, di nome per quanto riguarda la categoria. Andrea Cocco è un attaccante che ha un passato sia in Serie B che in Serie C con maglie importanti, Vicenza, Verona, Reggina, e avrebbe sposato la causa del Trapani che punta molto forte alla prossima stagione, punta alla promozione in Serie C se non dovesse ottenere il ripescaggio. Antonini ha anche confermato la presenza di Mascari e Samaché per quanto riguarda il reparto avanzato, e poi ha confermato anche tutta una serie di nomi, come quello di Balla, Bollino, Calafiore, che è un trequartista molto interessante, che l'anno scorso si è ben messo in luce in Serie D, la conferma di Cangemi e Marigosu, ma anche il possibile arrivo di Mattia Gagliardi, ex Cavese, che dovrebbe essersi liberato dalla squadra campana. L'anno scorso 10 gol nel girone H, con una squadra che poi, ricordiamolo, è arrivata seconda e a un passo dalla promozione in Serie C. Gagliardi potrebbe fornire assist e rifiniture a Cocco per la prossima stagione. Come vi dicevamo, il tentativo per Marco Palermo potrebbe essere fatto nei prossimi giorni. È una boutade, tra il serio e il faceto, è venuto fuori anche il nome di un grande campione della scorsa di qualche anno fa della Serie A, come Gervinho, perché Antonini avrebbe rivelato che avrebbe puntato a coinvolgere Gervinho nel progetto Trapani, e il calciatore comunque avrebbe rifiutato. Ma se pensiamo che la Serie D quest'anno vedrà il ritorno anche di nomi della Serie A di qualche anno fa, per esempio Morimoto, che si è accasato all'Agragas, o Yama sempre con gli agrigentini, potete capire come in qualche maniera le squadre siciliane si stiano muovendo molto attentamente per quanto riguarda il campionato di Serie D. Passiamo al Palermo, che in tanti ci hanno naturalmente chiesto notizie su Insigne. Vi ribadisco che potete trovare anche tutte le nostre notizie anche nell'appuntamento giornaliero con Sportisili Away, che
quando non c'è pillole di sessa va in onda 2 volte al giorno, alle 18:30 il pomeriggio, e poi a fine diciamo, dell'allenamento mattutino. In questi giorni il Palermo si è già in qualche maniera presentato ai blocchi di partenza con 4 colpi di assoluto valore. Il primo è stato presentato proprio oggi alla stampa, ed è appunto Fabio Lucioni. E poi sono arrivati nell'ordine Ceccaroni, Vacic e Mancuso, per completare in questo momento i vari reparti del Palermo. Il quinto colpo sarà, possiamo ormai dire con una quasi assoluta certezza, Roberto Insigne. Il fantasista classe 1994 ha già svolto le visite mediche. Insigne dovrebbe arrivare a Palermo a titolo definitivo con un possibile accordo triennale che lo legherà ai rosanero. Non è però l'ultimo colpo in entrata del Palermo, che sta cercando degli esterni mancini per sopperire alle cessioni o ai mancati riscatti di Sala e Masciangelo. Al momento in rosa è presente il solo Aurelio sulla fascia sinistra. Ebbene, i nomi che sono attualmente più caldi sono quelli di Gianluca Di Chiara e Pietro Beruatto, rispettivamente di Reggina e Pisa. Gianluca Di Chiara, il calciatore della Reggina classe 93, con un passato nelle giovanili del Palermo. Non sarebbe un giocatore bandiera, questo specifichiamolo perché era venuto fuori qualche giorno fa, non sarà un calciatore bandiera, però ha un passato nelle giovanili del Palermo, e potrebbe arrivare da svincolato nel caso in cui dovesse essere confermata l'esclusione della Reggina. Mentre Pietro Beruatto ha in qualche maniera un legame con il Palermo, perché il padre, Paolo Beruatto, è stato a suo tempo anche allenatore della primavera del Palermo a cavallo tra il 2009 e il 2011. Il calciatore, classe 98, viene da un'ottima stagione con il Pisa, un Pisa che avrebbe intavolato col Palermo anche discussioni su alcuni giocatori in uscita, ne parleremo poi successivamente, ma che sul giocatore ci sono diverse squadre appunto sul profilo di Beruatto. Bari e anche l'Empoli sembrerebbe aver fatto un sondaggio. In questo senso le prossime ore potrebbero essere molto calde, perché il Palermo potrebbe accelerare su uno di questi 2 profili, soprattutto in caso di una o più uscite. Proprio sul mercato in uscita, intanto vedete le immagini degli allenamenti di quest'oggi che riguardano la fase d'attacco. Appunto il Palermo potrebbe operare mercato in uscita anche in virtù dei 5 acquisti ormai che si sono fatti e che entreranno nella lista over, che sappiamo essere vincolata a 18 giocatori. Di conseguenza ci sono delle discussioni in merito a diversi profili che tra l'altro provengono dalla cavalcata dalla Serie C verso la Serie B. In questo caso i nomi caldi in uscita sono quelli di Damiani, Bro e Soleri, che si sono in qualche maniera a cui si sono interessati diverse squadre di Serie B. Ci sarebbe anche il nome di Valente, ma in questo caso il nome è ancora sotto la valutazione eventualmente del tecnico. Il nome più caldo in uscita invece in questo senso è quello di Samuele Massolo. Samuele Massolo interessa fortemente al Pescara. Anche in questo caso le parole di Sebastiani, il presidente del Pescara, sono state piuttosto chiare. Il calciatore avrebbe anche gradito l'interesse del Pescara. Il Pescara avrebbe tutto l'interesse a portare a casa un giocatore d'esperienza per la Serie C, e in questo caso Massolo andrebbe a liberare uno slot invece quello all'interno della rosa per quanto riguarda i portieri, che dovrebbe essere in qualche maniera riempito dalla presenza di Sebastiano De Planche. De Planche è un portiere del Vicenza, un profilo interessante, molto giovane, tra l'altro votato proprio quest'estate miglior portiere del mondiale Under 20, il mondiale Under 20 che ha visto tra l'altro protagonista l'Italia
fino alla finale poi persa contro l'Uruguay in Argentina. Deplanche potrebbe arrivare con un lungo contratto proprio in rosanero, si sta cercando l'accordo economico con il Vicenza, che è proprietario del cartellino, ricordando anche che Deplanche è sì del Vicenza, ma il Milan vanta una percentuale del 40% su una futura rivendita. Ecco perché il Vicenza sta cercando un accordo economico che possa essere, diciamo, apprezzato da tutte le parti. In questo senso, anche in questo caso, le prossime ore saranno fondamentali per capire se Deplanche sarà o meno il prossimo portiere del Palermo. Chiudiamo, ormai siamo agli sgoccioli della nostra puntata con il Messina, perché i giallorossi hanno ufficializzato quello che sarà il prossimo direttore sportivo della prossima stagione. Si tratta di Roma, che è un dirigente che tra l'altro ha grossa esperienza in Serie C e in Serie D. Roma deve sin da subito in qualche maniera dovrà sin da subito risolvere le questioni relative alla conferma di determinati giocatori in rosa. Sappiamo che il Messina ha 7 giocatori sotto contratto fino al 2024, tra questi dei pilastri della scorsa stagione come Ermanno Fulmagalli, Oliver Kragel e Nino Ragusa, che sono stati decisivi appunto per la salvezza del Messina. Ma insieme a questi naturalmente il Messina dovrà mettere dentro diversi giocatori, perché in questo momento la rosa è ridotta all'osso. Grazie anche all'arrivo del nuovo allenatore, che poi è un ritorno, quello di Giacomo Modica sulla panchina giallorossa, Roma si sta cominciando a muovere per trovare profili che già conoscano il modo di lavorare di Modica. Tra questi potrebbero esserci appunto Pietro Giammarinaro, scusate, e Damiano Lia, che sono stati giocatori di Modica ai tempi della Vibonese, ma anche profili come Michele Emmausso, anch'esso che è stato un giocatore di Modica sempre ai tempi della Vibonese. Altri giocatori che sono nel mirino del Messina sono i difensori Marco Migliorini e Pasquale Fazio, uno svincolato dall'ultima stagione in Serie C con grande esperienza come con Juve Stabia, Avellino e Como, ma anche Pasquale Fazio, che invece proviene dalla cavalcata trionfale del Catanzaro verso la Serie B. Anche in questi casi sono due profili che potrebbero integrarsi con quelli che già sono presenti, ma si cercano anche degli under. Tra questi è uscito il nome di Lorenzo Di Stefano della Sampdoria, ma anche si cerca il ritorno di due calciatori che sono stati fondamentali per il centrocampo giallorosso. Uno è Marco Fiorani, l'altro è Andrea Mallamo. Entrambi erano arrivati in prestito nell'ultima stagione a Messina, potrebbero tornare a titolo definitivo, ma in questo caso il Messina deve stabilire budget e diciamo impiego per gli slot anche per questi calciatori. In ultimo potrebbero essere valutati in ritiro i due giovani 2004 Nicosia e D'Amore, che sono andati in prestito nell'ultimo mercato di gennaio ad Acireale e Paternò, e potrebbero appunto essere valutati in ritiro dal staff tecnico di Modica e dal direttore sportivo Roma. Prima di chiudere, uno sguardo veloce ai commenti. Ci chiedono di coda, in questo caso vi rimanderei alle prossime puntate di Pillole di Sessa, perché ci potrebbero essere degli sviluppi su quello che attualmente, per quello che noi sappiamo, è un semplice sondaggio, ma naturalmente è una notizia che andrà sondata e valutata nel tempo. E poi ci chiedono, dicono: il Palermo acquisterà i terzini dopo che il Citigroup chiederà un prestito a Pelligra. Va bene, qualche nota un pochino polemica e simpatica.
E poi chiedono appunto del modulo, sì, il modulo del Palermo probabilmente sarà un 4-3-3, ma come avete visto i lavori sono pienamente attivi e noi sportivi li seguiremo ogni giorno grazie a Francesco Cammuca e Chiara Ferrara che seguono il ritiro in quel di Ronzone. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Sessa. Io vi rimando al prossimo appuntamento che sarà giovedì. Chiedo alla regia della conferma, dovrebbe essere la prossima puntata giovedì. In questo senso vi ricordo, eccezionalmente giovedì mi fanno segnare dalla regia naturalmente. Vi ricordo di seguire i nostri profili social Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, seguire la nostra pagina YouTube dove mandiamo costantemente in onda quelli che sono il materiale che viene raccolto a Ronzone nel ritiro del Palermo, e poi di seguire la nostra pagina web www.sportisili.it per restare aggiornati su tutto lo sport siciliano. Non mi resta che salutarvi. Da Aldo Sessa è tutto, vi rinnovo il saluto per la prossima puntata di Pillole di Sessa. Alla prossima.